buongiorno a tutti. Oggi è venerdì 12, giornata difficile, giornata uggiosa e vedete caffettino sempre alle Tre Sorelle, però ecco, non si può più berlo nel bar, ma lo beviamo nel furgone del titolare. Salute. Ecco qua, guardate, Sì. quindi per più a sport è fuori dalle balle praticamente. Ci avviciniamo alla zona rossa, ma io non arrivo a capire, no, non arrivo. Allora, aprite il bar dalle 7 alle 8 meno 20, che io sono lì e faccio le barzellette, poi li chiudiamo. Cosa dici? C'è anche Vincenzo in esterna, vedete, siamo tutti fuori, che non arrivo a capire la problematica. Allora, è una roba vergognosissima e io non so neanche, sono avvilito. Cosa dici, Marco? No, Cosa vuoi? Cioè, anche voi ristoratori, adesso basta, no? Mandiamo via un po' di gente che è incapace, facciamo qualcosa. Sì, non so, io dico, anche i vaccini, facciamo, non facciamo. Come il vaccino, ho detto, non è obbligatorio fare vaccini. È vero, non è obbligatoria neanche la patente. Se ce l'hai guidi, se non ce l'hai non guidi. Quindi il vaccino sarà così. Signori, io con questa immagine, sperando di rivederci al più presto, in zona gialla, quindi sempre con le mascherine. Vedi che c'è la distanza, siamo in un furgone, anche se l'immagine sembra che vicina, siamo lontanissimi, quindi dobbiamo stare attenti perché questa pandemia, pande sua, pande di tutti. Allora, grazie, e lunedì difficile che ci vediamo perché neanche il caffè. Neanche il caffè. Cioè io mi fermo, prendo il giornale e vado via, questo? Perché è l'edicola, quindi il giornale. Quindi è aperta l'edicola Tabacchi alle Tre Sorelle. Via Tricesimo, numero 64, partita IVA. Ciao, ciao, ciao. Ciao.